La città di Treviso darà martedì mattina nel tempio di San Nicolò l'addio a uno dei suoi imprenditori più noti, l'ingegner Giuseppe Guaraldo, scomparso improvvisamente all'età di 79 anni. Le esequie alle 10:30. A lungo la Guaraldo è stata una delle principali imprese di costruzioni del Veneto e d'Italia, con sede a Paese. Nella sola Marca aveva realizzato l'ospedale Cafoncello, ma anche quelli di Conegliano e Castelfranco, e oltre i confini trevigiani l'aeroporto veneziano di Tessera e quello ben più lontano di Palermo. Purtroppo la città di Treviso perde un imprenditore veramente di alto profilo che ha dato tanto alla città. Si pensi che il restauro del teatro comunale di Treviso è stato fatto proprio dall'impresa dell'ingegner Guaraldo. Una scomparsa inattesa che ha lasciato nel dolore i figli Pio, Andrea, Matteo e Laura, ma che ha colpito tutti quelli che hanno conosciuto da vicino la vicenda umana e professionale di Guaraldo. Sono rimasto davvero ferito da questa morte, anche perché avevo avuto la fortuna di poter parlare con lui proprio qualche settimana fa della sua storia, dei suoi successi e anche delle sue momentanee difficoltà che ahimè nell'ultimo periodo ha avuto, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista professionale, però un uomo che ha sempre messo la lealtà, l'impegno e la professionalità al centro del suo credo, così come la famiglia. Con la scomparsa di Giuseppe Guaraldo se ne va una parte della storia non solo imprenditoriale ma anche economica e culturale della nostra regione, sottolinea il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ricorda come la Guaraldo divenne negli anni 90 una delle 25 aziende più importanti d'Italia. La sua figura, il suo stile nel condurre l'azienda e una discrezione pressoché unica rappresentano un modello, conclude Zaia, che auspico possa continuare a essere seguito.